qualità è importante perché qualsiasi consumatore che oggi si rivolga a un supermercato o a un fruttivendolo e vuole comprare delle noci deve trovare all'interno delle noci la massima qualità, e questo si ottiene attraverso una selezione puntuale di tutti gli aspetti qualitativi della noce. Quindi il fatto che non ci siano noci vuote, il fatto che la qualità interna non abbia presenza di difetti che la rendono non edibile. Ci sono tanti aspetti. Se guardiamo dal punto di vista dell'agricoltore, sicuramente una delle sfide più importanti è quella relativa al ritorno dell'investimento. Ci vogliono almeno 7 anni per vedere la prima produzione di noci, quindi è un investimento che, come dagli antichi romani si faceva, è per la generazione futura, non è fatto per se stessi. Poi è vero che la produzione continua almeno per 20 anni, però è comunque un investimento di lunga durata. Dal punto di vista invece delle sfide che abbiamo ogni giorno all'interno della nostra azienda, che si occupa appunto della raccolta, pulizia e selezione, la maggior sfida è quella di riuscire a individuare nei cambiamenti che ci sono tutti i difetti contenuti all'interno della noce ed esternamente da parte della noce. Per questo motivo ci siamo dotati di macchine che leggono a lettura ottica, che riescono a individuare i difetti in e-learning, quindi comunque riescono a controllarle dall'esterno, portare delle modifiche al programma e selezionare appunto più noci buone possibili. Le noci, quando ci arrivano attraverso il trattore che ci conferisce il socio, vengono prima di tutto lavate, perché la parte esterna, essendo raccolte da terra, può essere sporca di terra e quindi deve essere lavata. Viene lavata solo e esclusivamente in acqua, quindi non vengono usati sbiancanti come si usa ad esempio all'estero. Dopodiché inizia la fase di lavorazione vera e propria. Le noci, quando ci arrivano, possono essere protette dal mallo e quindi va tolto il mallo attraverso un'operazione che si chiama smallatura, quindi l'asportazione del mallo. Il mallo è quello che ad esempio per una pesca potrebbe essere il frutto esterno, che è edibile, mentre per la noce non è edibile. Quindi quello che noi dobbiamo recuperare è la noce che è all'interno, quindi il seme che è all'interno. Una volta separato dal mallo viene essiccato con una lenta essiccazione a bassa temperatura. Questo è uno dei segreti della lavorazione delle noci del noceto, in quanto ci permette di ottenere poi un prodotto che abbia una qualità organolettica eccezionale. Vengono essiccate dalle 25 alle 35 ore appunto a bassa temperatura. Più è lunga questa fase di essiccazione, migliore sarà il prodotto finale. Successivamente, una volta che sono state essiccate e portate all'umidità commerciale, devono essere lavorate e selezionate per quanto riguarda i difetti. Attraverso una tecnologia innovativa abbiamo la possibilità di vedere ben 8 difetti esterni del guscio, selezionarli ed escluderli dalla fase di vendita. Poi c'è una ulteriore fase di selezione dove le operatrici sulle noci rimanenti fanno un controllo interno dei difetti che possono essere non essere stati visti dalla macchina e quindi causare ovviamente un difetto nella vendita del prodotto. A questo punto le noci che vengono classificate di prima e di seconda categoria vengono liberalizzate, cioè vengono confezionate e immesse sul mercato. Il personale del noceto, oltre il 40% del personale del noceto, viene impiegato in queste fasi di cernita e quindi di selezione qualitativa. Le noci del noceto sono tutte di varietà Lara, è una varietà molto diversa da quelle che sono le noci tradizionali, ovvero è molto grande di calibro ed ha una qualità interna, una caratteristica organolettica completamente diversa. Il pubblico dice molto dolci, in quanto sono praticamente assenti nella pellicola che riveste il griglio i tannini, e quindi risulta al gusto estremamente dolce confrontata alle altre noci italiane.
Noi difenderemo sempre e comunque la qualità della noce italiana perché è un prodotto autoctono a chilometro zero, quindi con meno impatto sull'ambiente, poi soprattutto perché la salvaguardia dell'ambiente è anche nel nostro interesse, quindi rispetto ad altre produzioni non europee quello che ci preoccupa di più è mantenere un ambiente sano anche per i nostri figli.